E quindi ti volevo chiedere come è nata appunto l'idea di parlare di una storia così individuale, così anche drammatica, ma di farlo attraverso un linguaggio così particolare. Grazie per la domanda e grazie a voi di essere rimasti. Dunque, è nato da una necessità e quindi da un bisogno molto intimo, molto personale e quindi, come dicevo all'inizio, da un sogno. Dopo la morte di mia mamma io avevo questo sogno ricorrente di tuffarmi come lei nel fiume Tevere. E nel Tevere appunto l'acqua era scura, era tutto buio, ma c'erano delle piccole luci che provenivano dal basso e queste piccole luci erano fotografie rotte, spezzate di mia mamma e io cercavo di ricomporle. Più provavo a ricomporle, più scendevo giù e non riuscivo a risalire ed era un incubo. Però poi nella realtà ho cercato di fare quello che sentivo di dover fare nel sogno. Cioè ho preso tutto l'album di famiglia e ho cominciato a realizzare dei piccoli video con tutte queste immagini rotte, cercando di creare un puzzle. E questo l'ho fatto per un diverso tempo, facendo diversi cortometraggi, e finché a un certo punto ho capito che sotto il fiume non c'era solo lei, ma c'era anche Roma, c'erano le immagini rotte di Roma, le sue rovine, e quindi le memorie personali, familiari, si sono andate a intrecciare con le memorie della città, con le memorie pubbliche. E ho scoperto che non ero solo io ad aver avuto un trauma, cioè di aver perso mia madre di morte volontaria, ma sono andata a sentire che c'erano dei traumi che riguardavano la città ed era Roma, il rapporto di Roma con il suo fiume, perché da romana, insomma, forse qualcuno lo sa come me, ma io stessa non lo sapevo, Roma ha avuto un rapporto con il fiume simbiotico. È come un rapporto tra un genitore e un figlio, in cui non c'è proprio, non ci sono confini, no? Tra una madre e una figlia, no? È come se ci fosse un'acqua, no? Che scorre. E Roma aveva questo rapporto, però come me aveva paura di questo fiume, perché come avete visto nel film, il fiume esondava. E quindi i romani, pur amando tantissimo il fiume, tant'è che gli hanno dedicato tutta l'iconografia romana legata al dio Tevere, sono 1000 storie legate al fiume, come per esempio la storia di Romolo e Remo e Rea Silvia. Però allo stesso tempo era terrorizzato perché ogni tanto esondava in modo quasi, cioè per loro era inspiegabile questo, sembrava un castigo divino. Era la stessa cosa che io provavo quando mia madre, soffrente di depressione, a un certo punto esondava, anche lei. Cioè era come un fiume in piena, ci travolgeva tutti e quindi a un certo punto abbiamo avuto la necessità di arginare questo fiume. E però arginare questo fiume significava non aiutarla o almeno cioè, non interrompere quel flusso, no? Che è anche un po' legato all'amore, no? Che tu per amore vorresti fare tutto, ma in realtà purtroppo questa malattia in particolare ti fa capire che tu non puoi fare tutto, cioè anche se ami follemente la persona che sta male, tu a un certo punto per salvare te stesso devi mettere un muro. Ed è quello che hanno fatto i romani con il fiume. Però questo poi è difficile da convivere con questo senso di colpa che hai messo un muro, perché poi l'altro in qualche modo rimane solo col suo male, che poi non è lui il male, è lui che è stato posseduto da qualcosa, da un'oscurità profonda, e quindi trova l'unica sua scelta per salvare forse tutti, anche i suoi familiari, è togliersi la vita, paradossalmente. Cioè è stato,
E quindi, ecco, io mi sono rispecchiata nella storia di Roma e del fiume e ho pensato che raccontare la mia storia attraverso una storia così grande che riguarda tutti, bene o male tutti, forse in un modo o nell'altro hanno vissuto una calamità che può essere appunto un nubifragio, un terremoto, un qualche cosa. E questa sensazione, attraverso questa sensazione volevo trasmettere cosa significa stare a fianco a qualcuno che può diventare a volte un fumo in piena, però dall'altra è anche la persona che ami di più al mondo. Ecco. Grazie. Infatti questo film è davvero particolare anche nel modo in cui tratta e tocca, insomma, il tema della depressione, di questa malattia, proprio perché lo fa in un modo forse più emotivo, no? E meno razionale, e utilizza forse anche molte metafore, molti simboli per parlare di questa malattia e per descrivere quelle che sono, insomma, le tante, diciamo così, complicazioni che si possono creare non solo nella persona ma anche in tutto il contesto familiare, sociale. E è bello rivedere, diciamo, e ripensare al film che hai fatto, ripensando un po' ad alcune metafore, no? L'acqua, i serpenti, no? Che abitano in quest'acqua e che poi sono dappertutto, sì. Roma, Amor e questo mondo, no? Questo pianeta parallelo. Penso che siano tutte un po' piccole chiavi d'accesso che, se vuoi un po' spiegarcele, possono aiutare anche a ricostruire questo puzzle, no? Certo, grazie. Sì, perché poi alla fine è un puzzle, perché io credo molto nelle immagini, nel potere delle immagini, perché sono come delle porte che ci consentono di fare un viaggio nel tempo. Quindi io ho utilizzato non solo le immagini mie personali, ma anche quelle della città e le sue rovine, e ho cercato attraverso questa mappatura e questo intreccio di elementi così apparentemente lontani, ho cercato di dimostrare a tutti che noi possiamo riappropriarci della memoria pubblica attraverso la nostra memoria e sentire di nuovo la città più vicina a noi, perché se noi musealizziamo tutto, noi congeliamo e cristallizziamo una cultura, quando la cultura è sempre in movimento, è sempre una scoperta. Quindi la città, attraverso la mia storia, se noi troviamo le nostre storie nella storia pubblica, capiamo la città che è nostra, non è una cartolina che va venduta, ma è un luogo che ci cura, che ci può aiutare nell'intimo, nelle cose nostre più personali. Infatti io dopo questo percorso che ho fatto, io quando sto a Roma ho un rapporto con Roma intimo, profondamente intimo, e mi sento una cittadina di quella città. Perché purtroppo, non per colpa della città, perché la città ci offre anche Pordenone, qualunque città bella, di chi ha concepito queste architetture, queste bellissime opere, erano per i cittadini, per aver cura, era un atto di cura, un atto d'amore verso i cittadini. Invece oggi sono tutte svendute queste piazze, troviamo tavolini, ora a Piazza di Spagna ci sono dei tavolini, ed è orribile vedere Piazza di Spagna con dei tavolini, cioè è uno scempio. E quindi io volevo far vedere quanto tutti noi, infatti all'inizio io invito lo spettatore a dire: chiudi gli occhi e pensa a Roma, ma cosa vedi? Proprio vedi, prova a immaginarla di nuovo con i tuoi occhi, col tuo sguardo, con la tua storia, con la tua immaginazione. Non permettere a nessuno di dirti cos'è Roma. Ecco, è quello che io ho cercato di fare. Grazie. E si può fare con qualunque città. È vero.
Io sono anche curiosa e lascio anche a voi, insomma, la possibilità di dire, di chiedere qualcosa o di raccontare un'impressione che avete avuto dopo la visione di questo film, se avete piacere, ovviamente. E nel frattempo che magari ci pensate, ti faccio anche un'altra domanda, un'altra curiosità che ho avuto nel vedere questo film, perché mi sembra che questo film sia davvero ricco di tante cose, di tanti studi molto dettagliati. Non è solo l'idea, diciamo, della narrazione in sé che abbiamo un po' descritto adesso, ma anche ogni singolo elemento, no, del linguaggio filmico che hai usato. Penso appunto alla fotografia o alla musica, è un lavoro a sé, per cui penso appunto a quello che è stato il lavoro di creazione, di scrittura, di tutti questi elementi che poi si sono fusi nella creazione di questo film, e ti chiedo qual è stato appunto il lavoro che hai fatto insieme ai tuoi colleghi, insomma. Sì, dopo che ho capito che il modo migliore per raccontare la mia storia era farlo attraverso Roma e il fiume, ho prima di tutto creato questo atlante di immagini personali e della città legate all'acqua. Poi, dopo aver lavorato un po' sul film, ho presentato questo progetto all'Italian Doc Screening, dove ho conosciuto diversi produttori, tra cui la Stefilm, che ha creduto nel progetto e da lì ha accompagnato il film. Da lì si è aggiunta anche una casa di produzione lituana, infatti tutte le riprese in studio le abbiamo fatte in lituana, e l'attrice lituana, il musicista, le musiche sono tutte originali ed è di un lituano che si chiama Martinas Dalogeskis, che tra l'altro è stato candidato per il film ai Davidi Donatello lituani per la musica, e quindi ha fatto un grande lavoro per la musica. E poi c'è stato Simone Rivoire con la fotografia, il direttore della fotografia, il lavoro poi che abbiamo fatto anche con il suono, con Vito Martinelli, è stato un grosso lavoro. Insomma, ho avuto degli ottimi collaboratori, anche chi si è occupato dei costumi, mia sorella Lisa Leoteri Serpieri, la costumista, la scenografa Martina Jacobino, insomma tantissimi, perché è un film, comunque è un documentario, però è un po' anche una ricostruzione filmica, insomma ci sono proprio delle scenografie, ci sono insomma delle ricostruzioni, e quindi è un film un po' ibrido da quel punto di vista. E non so se sono riuscita a rispondere alla tua domanda. Quello che non so, forse mi sono persa. Sì, o magari se vuoi dirci qualcosa di più anche sulla musica, ad esempio, se ci sono degli elementi, perché era molto significativa la musica e la colonna sonora in generale, no? Tutti i suoni che ci sono. Avevano un peso proprio narrativo. Ho una formazione sul suono, e quindi per me il suono è, come dire, il punto di riferimento da cui parto, perché poi col suono noi riusciamo a toccare lo spettatore molto più che delle immagini, non ce ne rendiamo conto, ma col suono facciamo il 50% del lavoro. E quindi là è stato il primo lavoro, è stato su, per esempio sulla musica. Io ho scelto Mozart, la sonata numero 11, perché secondo me, o almeno per me, era perfetto per commentare il mio stato d'animo, un po' dolce e allo stesso tempo ossessivo, del mio viaggio nella Roma notturna, in cui io continuo a cercare mia madre ed è molto scuro quel momento, però allo stesso tempo è dolce, perché quando tu elabori un lutto è dolorosissimo, però è dolce allo stesso tempo, perché tu cerchi di ricordare in tutti i modi quella persona cara, quindi è dolce e allo stesso tempo oscurissimo, cioè molto scuro, e quindi volevo commentare quella sensazione lì. E poi questo brano l'abbiamo declinato in 1000 modi, perché poi Martinas ha fatto una versione remix elettronica della sonata, e Vito Martinelli ha
non l'avrete riconosciuto, però ha preso il pezzo di Mozart e l'ha strecciato, cioè rallentato talmente tanto che a un certo punto non lo riesce a riconoscere più, perché era bello fare, e mi piaceva questo brano che fosse riproposto in 1000 forme in tutto il film. E, insomma, abbiamo fatto questo lavoro sulla musica e con Martinez siamo... insomma, io gli ho chiesto proprio di fare questo lavoro su questo brano. E poi sul suono, sì, io volevo con il suono cercare di comunicare questo terremoto, no? In tutto il film c'è questo movimento sismico, che è proprio quello che sta sotto la città, che è la natura, che sta sotto l'animo umano. Infatti questa Amor che noi vediamo è una natura e una città pacificate, cioè che vivono in armonia. Invece nella città, quella vera, la natura irrompe, cioè è imprigionata e quindi irrompe come il fiume, e anche nell'animo umano l'emotività, la psicologia delle persone viene sempre controllata e a un certo punto irrompe in una depressione. Quindi è una natura che irrompe sia nell'animo umano che, ecco perché all'inizio inizio con la natura, perché la natura è bella, ma se tu la costringi poi irrompe, diventa una furia se tu non l'ascolti, no? E invece in Amor queste dimensioni dell'uomo e della natura convivono. È una natura, questo incontro è pacificato e c'è l'affresco di Il Festino degli Dei di Giovanni Bellini, l'ho messo nel film perché per me quella è la rappresentazione proprio dell'Arcadia, della natura e della città che si compenetrano, che convivono pacificamente, e mi ha ispirato il pianeta. Cioè, grazie veramente Virginia. C'è qualcuno che ha voglia di condividere con noi un'impressione o fare una domanda, una curiosità? La signora qua potrebbe dire qualcosa. Sì. Vada tranquilla. Allora, intanto la ringrazio molto per il film, ma io sono vissuta 7 anni a Roma, tra Ponte Milvio, Piazza Mazzini e Piazza della 27esima Olimpiade, e ho rischiato le esondazioni, infatti mi sono comprata le galosce proprio a Roma. Allora, la mia curiosità sul film che ho letto nel Centino, nel Cinema Zero, era soprattutto riferita a Roma. Però vedendo il film devo complimentarmi con lei perché il suo vissuto e i suoi sentimenti rispetto a questa sofferenza che ha passato, che ha vissuto, oltre ad essere stata trasmessa in un modo così è banale dire artistico, ma così profondo che a me ha ridato una visione della città che lei ha spiegato molto bene adesso, ma soprattutto anche rispetto ai suoi sentimenti, rispetto a una perdita, una mancanza. E quindi la musica poi meravigliosa, e niente, volevo solo dire questo perché Grazie. mi sono emozionata in doppia veste di ex un po' romana e soprattutto con i suoi sentimenti, il suo vissuto. Grazie molte. E adesso mi accalappio io il microfono, ha capito signora? Non entro negli aspetti tecnici, professionali, perché la nostra medium ha già formulato quello che si poteva dire sulla musica, sui suoni, sulla scenografia, su queste cose. Se lei voleva sapere se ci ha messo un po' di angoscia, non occorre tanto per confermarglielo in questa immagine capovolte della strada, questi sottopassi. E che tante volte mi dicevo: ma dov'è il paradiso di Amor? Qua si va all'inferno. Sì. Si va all'inferno. E questo per arrivare a dire cosa? Solo qua, durante la proiezione, mi è venuto in testa che il titolo è il contrario del nome della città, della capitale.
E a questo punto ho pensato, ma la regista non avrà mica 2 cognomi per recuperare quello della madre. E ho pensato ad altre cose, ma le faccio un'unica domanda in questa sua tragedia di cui siamo partecipi a questo punto. Dato che ho anche ipotizzato che non fosse più residente a Roma per vederla Roma come mia madre, uno che risiede non può vedere Roma come mia madre, non se ne accorge, non se ne può neanche accorgere. A questo punto mi chiedo, dopo tutto quello che è successo, che ha fatto, Roma non la vedrà più come prima, spero. Sì, nel senso che è vero che ha proprio ragione che paradossale il film poi sembra un inferno poi alla fine, no? Per dei versi. Però io credo che la luce sia proprio nel buio, come nel mio sogno. Cioè le luci vengono dal buio e le vere luci, quelle più intense. E rispetto alla sua domanda, forse posso rispondere anche alla sua domanda così, cioè che è vero che Roma proprio sembra adesso invivibile, una città invivibile, però proprio per questo, siccome viene sempre più raccontata in questo modo, dal cinema più recente in particolare, in cui c'è la malavita, il malcostume, la politica, io sentivo l'urgenza di ridare voce al lato luminoso di Roma, nella sua oscurità, perché invece nella sua nome è scritto la vocazione di Roma sull'amore. È una città d'amore e io questa cosa la volevo far riemergere attraverso il dolore, perché comunque come i miti di Roma sono storie di amore e di separazione. E quindi per me poteva essere l'unico modo di raccontarlo attraverso un dolore, forse. Far riemergere questa luce. Bravo. Qualcun altro? Sì, se è possibile. Buonasera. Sì. Volevo chiederle quando ha inciso la morte di sua mamma nel suo privato, se è possibile dire più che altro. Che cosa c'è stato un momento in cui, al di là del fatto che lei abbia sviluppato questa tematica e mi credo ci è riuscita perfettamente, credo che sia stata forse una delle registe che mi ha colpito di più, perché sono comunque affezionata a Cimena Zero. Volevo chiederle che cosa, se può dire qualcosa, un aneddoto, qualcosa che l'ha colpita maggiormente, se in tutti questi anni le è venuto in mente, al di là del fatto della tragedia, giusto? Quindi quando ha inciso davvero sulla sua vita, se anche in breve. L'episodio di mia mamma, cioè, sì, ha inciso totalmente. Cioè, sono cose che incidono, ti segnano proprio. Sì, ma tanto anche la malattia sua in particolare, cioè tutto. Non sarei, forse sarei un'altra persona adesso. Per esempio mia sorella dopo la morte di mia madre ha incominciato a dipingere, è diventata pittrice, prima non lo era. Cioè troviamo dei modi per sopravvivere e sicuramente l'arte è uno dei modi migliori per elaborare certe esperienze, perché la felicità è un modo, nel suo significato etimologico significa inventare cose nuove. E quindi, siccome nella vita nostra madre non c'era questa felicità, noi ce la siamo trovata ricostruendo e ricomponendo, magari attraverso l'elaborazione del dolore, qualche cosa di nuovo. Cioè abbiamo fatto diventare questa sofferenza una virtù. Ecco. Quindi l'arte è diventata evasione. Sì, è diventato un modo per guarire e per essere di nuovo felici. Bene, se non ci sono altre domande o insomma curiosità, riflessioni, io vorrei fare veramente un grande applauso a Virginia e ringraziarla per questo film e anche per questa bella chiacchierata, davvero ricca. Sì, grazie a tutti voi, a Cinema Zero e a Elena. Grazie mille. Grazie. E a presto, speriamo.